Secondo un'immagine molto bella, Antonio ci invita a riflettere sul mistero della nostra vita, per non essere sballottati da qualunque vento di dottrina. In un'epoca di relativismo e false ideologie, è l'esempio di Sant'Antonio da Padova, maestro di fede e padre della Chiesa, a indicarci la strada per dare un senso alla vita dell'uomo. Lo ha ribadito il vescovo Monsignor Tanasini, che al santuario dedicato al Santo Guaritore ha presieduto la Santa Messa in sua memoria. È il Vangelo a guidare i passi del francescano. L'uomo, metafora del mondo in cammino, è sempre in movimento, combattuto tra le soddisfazioni e le difficoltà nel passare dall'est della sua nascita all'ovest della sua morte. In realtà, ha spiegato il pastore della diocesi, riprendendo il pensiero di Sant'Antonio, quello che cerca l'uomo è la pace. E dove trova la pace, dice Antonio, l'uomo? Dove la trova davvero la pace? In Dio. Il luogo della pace dell'uomo è Dio. Noi siamo chiamati a riposare in Lui. Egli è il nostro riposo, non in altri beni, non in altri interessi, ma in Lui. Finché non abbiamo raggiunto Lui, il nostro cuore sarà agitato, sarà tormentato. E solo nel guardare alla prospettiva della morte, ha continuato Monsignor Tanasini, l'uomo riesce a dare il reale valore alla vita. Così, in mezzo alle difficoltà o alle gioie della vita, sarà possibile trovare quella pace del cuore a cui mirava Sant'Antonio. Ci aiuti davvero Sant'Antonio ad avere questa visione della nostra vita, che è una visione bella, gioiosa, seria. E allora penso che troveremo davvero la pace del cuore che cerchiamo.